È stata presentata nella splendida cornice del ristorante del Castello di Montemezzo a Sovizzo, in provincia di Vicenza, la 54esima edizione della Piccola Sanremo, la classicissima riservata agli Under 23 che si correrà il prossimo 19 settembre. Dopo un anno di stop torna quindi la perla del calendario dilettantistico vicentino che in questo 2021 metterà in palio anche il Memorial Renato Finetti in ricordo del compianto presidente dell'UCI Sovizzo. Ospiti dello staff del neo presidente Gianluca Peripoli, anche il campione olimpico Francesco Lamon e gli ex professionisti vicentini Fabio Baldato e Angelo Furlan, che hanno tenuto a battesimo la manifestazione che vedrà al via ben 30 formazioni provenienti da tutta Italia e che metterà in palio 5 maglie realizzate da Sabi Sport e presentate nell'occasione dalla fondatrice Sabina Zambon. 151 i chilometri in programma che dopo la prima parte pianeggiante comprenderanno 4 tornate con la tradizionale salita di Vigo, a cui si aggiungeranno 2 giri finali caratterizzati prima dalla scalata al muro del castello di Montemezzo e poi dal passaggio su Vigo, per poi gettarsi in picchiata verso il traguardo di Sovizzo. Presidente, la 54esima Piccola Sanremo è finalmente realtà, presentata, ora manca la grande fatica organizzativa. Sì, mi sembra quasi un sogno essere qua a fine della presentazione e a pensare già alla gara, perché sta 54esima edizione non voleva mai arrivare, e visto poi insomma i disastri del Covid dell'anno scorso, invece l'abbiamo ripresa in mano grazie al lavoro comunque della precedente direttivo di Andrea Cozza, che avevano già comunque preparato tutto, e sulle tracce di quello che hanno fatto loro abbiamo continuato e siamo qua pronti carichi per domenica 19 sulle strade di Sovizzo ad attendere questa meravigliosa 54esima edizione. 151 km da compiere, 30 squadre al via e soprattutto il Memorial Renato Finetti da assegnare, tante le novità in cantiere. Sì, e poi 100 volontari, un sacco di persone che ci danno una mano, amministrazioni coinvolte, regione, provincia, insomma veramente un gran lavoro. Non pensavo che fosse così dura organizzare una corsa, adesso che ci sono dentro capisco quanto lavoro ci sia e capisco veramente l'abnegazione e le motivazioni che portano tanti a dare una mano, a aiutare. C'è proprio il tifo, la voglia veramente di dare una mano, perché c'è tanta passione su tutte queste persone, quindi tante novità, tante squadre, ma soprattutto sicuramente ci sarà un grande spettacolo. Siamo con il vice sindaco del comune di Sovizzo. La Piccola Sanremo torna, 54esima edizione, grande attenzione alla sicurezza e al ciclismo. Grande attenzione alla sicurezza, in modo particolare noi questo tipo di iniziative ci serve proprio perché vogliamo caratterizzare questo tipo di manifestazioni pensando alla sicurezza. Non a caso vogliamo asfaltare strade, ma vogliamo anche, come diceva il nostro amico Angelo Furlan prima, vogliamo e abbiamo già messo nel piano di interventi la costruzione di una pista da pump track che servirà alle famiglie per educare i ragazzi e i giovanissimi in modo particolare all'uso corretto della bicicletta in giro per le strade. Sovizzo è diventato sinonimo di grande ciclismo. La Piccola Sanremo in questo e il lavoro degli uomini dell'UCI Sovizzo hanno svolto un ruolo fondamentale. Sono 54 anni che questa manifestazione va avanti, i grandi presidenti del passato, ricordo con grandissimo affetto l'amico Finetti che ci ha lasciato ma che sicuramente ci guarderà da lassù anche la manifestazione di quest'anno, ci ha aiutato non solo a creare una manifestazione a carattere internazionale, ma ci ha aiutato moltissimo noi e tutto il territorio che possiamo offrire a valorizzarlo questo territorio, a valorizzare le genti che abitano questo territorio.